Nella mattinata odierna, presso il Comando Provinciale Carabinieri di Agrigento, il comandante provinciale Nicola De Tullio ha ricevuto 25 carabinieri assegnati ai reparti del territorio agrigentino al termine del periodo formativo presso le scuole allievi dell'Arma. Il comandante, nel dare ufficialmente il benvenuto ai nuovi giunti, ha rivolto loro gli auguri per un proficuo lavoro, ribadendo l'importanza della costante vicinanza ai cittadini e del quotidiano impegno a tutela della collettività. I militari, destinati a potenziare i presidi territoriali e a garantire un più efficace controllo del territorio, sono stati così ripartiti: 3 al reparto territoriale di Sciacca, 8 alla compagnia di Agrigento, 5 a quella di Cammarata, 2 alla compagnia di Canicattì e 7 a quella di Licata. L'arrivo dei nuovi carabinieri consentirà pertanto di rafforzare ulteriormente la presenza dell'Arma sul territorio, in particolare nei centri urbani e nelle aree rurali della provincia, a beneficio della sicurezza dei cittadini e della prossimità ai bisogni delle comunità locali.